Rilanciare l'economia e l'occupazione in Veneto attraverso progetti imprenditoriali all'avanguardia in ambiti strategici, persino riattraendo imprese che si erano trasferite all'estero e conquistando una progressiva indipendenza energetica o nella disponibilità di diverse materie prime. Se, come sosteneva Albert Einstein, la crisi è portare il progresso, perché è nella crisi che nascono le grandi strategie, allora forse il disastro economico causato dal coronavirus non è stato vano. Il Comitato Tecnico Strategico, messo in piedi dalla Regione e coordinato da Veneto Sviluppo, ha presentato i progetti ideati nei suoi primi 7 mesi di attività. Noi abbiamo fatto i compiti per casa, cioè noi oggi siamo in grado di presentare al PNRR dei progetti reali, concreti, realizzabili da subito, che daranno la possibilità, per esempio, di diventare molto meno dipendenti da paesi come la Russia, la Cina, l'Asia, da un punto di vista sia energetico che dei materiali. Un'indipendenza dall'estero che si può conquistare in diversi campi, si tratti di quello farmaceutico, tecnologico oppure energetico, con sempre un punto in comune: dobbiamo riprendere a produrre di più. Noi dobbiamo fare il materiale di base, perché altrimenti non riusciamo, dobbiamo costruire le batterie. Dobbiamo costruire le celle a combustibile, dobbiamo costruire noi il cuore degli elettrolizzatori, perché solo allora noi avremo in mano la produzione dell'idrogeno, possiamo gestire il costo dell'idrogeno, e gestire il costo dell'idrogeno significa far sì che l'idrogeno diventi utilizzabile anche nell'industria pesante, anche nell'industria chimica, anche nella produzione della ceramica e del vetro. Progetti ambiziosi in cui non ci sono solo i fondi del PNRR, ma anche altri finanziamenti pubblici e naturalmente privati, visto il coinvolgimento delle aziende. Ci troviamo all'indomani di una fase di stagnazione dell'economia. Al di là di quello che è adesso il rimbalzo, il rilancio passerà attraverso dei modelli e dei settori che sono molto più innovativi di quelli a cui eravamo abituati precedentemente, e in cui il Veneto, secondo me, deve guardare non con un ruolo di comprimario ma con un ruolo di leader.